E finalmente, mi ho tenuto una riunione con il segretario di Stato van Huffelen e sa che arriva la seguente riunione di Consiglio di Ministri di Reino. Il seguente Rijksministeraat è planeato per il 24 di giugno. Per fecha il segretario di Stato van Huffelen quer apresentar na Rijksministeraat e condizioni per di quale il paese può dare back e placa e 2,5 of 2,6% na empleado. Nel caso di Aruba, maniera ma annuncia acaba, non si può confrontare con tre condizioni. Riba livello di ambtenaren dat era amplia e saki, a lo largo non sto parlando di 4 condizioni, di quali 2 sta più o meno uguali. E per me condizione sta che il politico non sigue entre ga e 25%, pa assina por dona ambtenaren back e 5% hai aqui, anto outro hai 2,6%. E die 2 condizioni sta che è lei di normering top inkomens e waiver cruise norm messer guardo introdussi e sa che un lei che pone un massimo na salario na di direttore di compagnia estatal. E il massimo aqui a volta pone na 261.000 florin per anno. Questa solamente è che gana masco e 6, basare per lei aqui tengo baja na salario, e se gana menos que 6, non tem nenhuma obrigação para bajar na salario. E di 3 condizioni che dobbiamo essere por paga e suma aqui fuori del proprio presupposto. Nel caso di Aruba, per noi si paga 5% otro luna, noi abbiamo 9 milioni florin. E 9 milioni florin aqui está nel presupposto cava, e ora che nana abbiamo condizioni cerca che noi stiamo identificare quata e medida di compensazione che noi stiamo, se também nós estamos trabalhando para nos cumprir cabalmente. E di 4 condizioni che abbiamo cerca che ora nós quer vai dar una full placa back, che è 2,6%, ma certo nel momento che Aruba está in cumprimento con la norma di RAFT, che ainda nós temos que determinar. Essa é a situação, nós temos uma hobby boa reunião com a Bisa e Aruba, mas nós Bisa nos comprometi para cumprir as condições aqui, para nos pagar 5% na todo empregado público e semipúblico, outro luna acaba. Exatamente, para julho é hora empregado aqui por ganhar um salário completo back.